Salve a tutti, sono Vincenza Scala, titolare dell'attività I Sapori di un Tempo, presente nel territorio Pioppese, che è una frazione di Monreale, da 3 generazioni. La fondatrice dell'azienda è stata la nonna Vincenza, che ha cercato di sbarcare il lunario dei primi anni 50 attraverso la fondazione di questa attività di panificazione, vista la famiglia numerosa che aveva creato insieme a nonno Alfio. Siamo una famiglia dedita alla nostra attività e che vive nella consapevolezza dei grandi valori che questa attività artigianale conserva e con orgoglio tramanda. Un elemento che ci contraddistingue è la totale presenza di lavoratrici donne. La nostra giornata produttiva, e quando dico giornata intendo seriamente giornata, cioè tutta, si organizza bene o male così: si comincia a riscaldare il forno nel frattempo che il grande impasto viene preparato e si organizza la produzione di pane con diversi pesi. Si comincia dal peso più grande a finire al peso più piccolo. Nel frattempo che si attende che la lievitazione e il riscaldamento del forno arrivi a quel quid unico in cui si incontrano la giusta lievitazione e la giusta temperatura, si organizza la produzione di elementi che vengono considerati secondari rispetto all'unicità del pane, ma che in realtà ormai dettano e conservano un elemento caratterizzante della nostra produzione, ovvero la schiacciata e la faccia di vecchia. La produzione dei dolci che ci caratterizza varia dai dolci da colazione, dai dolci festivi e dai dolci che si intendono di dispensa. Quello che è specifico e insito nella nostra produzione è proprio l'avere creato questo ponte che parte dalla tradizione e attraverso l'innovazione fa sì che i nostri prodotti siano considerati tradizionali e innovativi nello stesso tempo. La semplicità possiamo dire che è la nostra forza.